In questo video ci concentreremo sulla recente e clamorosa sentenza che ha coinvolto il noto cantante neomelodico Tony Colombo e sua moglie, Tina Rispoli. Entrambi sono stati assolti dalle pesanti accuse di associazione mafiosa e partecipazione nel traffico di sigarette di contrabbando. Prima di addentrarci nei dettagli di questa vicenda, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati sulle ultime notizie e sviluppi. Tony Colombo e Tina Rispoli sono stati al centro di un caso giudiziario che ha catturato l'attenzione dei media e del pubblico. I due coniugi erano accusati di avere una collaborazione attiva con Vincenzo Di Lauro, il figlio del noto boss di Secondigliano, Paolo Di Lauro. Le accuse riguardavano non solo le loro attività imprenditoriali, ma anche il coinvolgimento in operazioni finanziarie legate al clan di Camorra di Secondigliano, in particolare in un affare connesso a una fabbrica di sigarette clandestina situata ad Acerra, un comune della provincia di Napoli. Dopo un lungo e complesso processo, la sentenza è stata emessa dal giudice per l'udienza preliminare di Napoli, Ivana Salvatore. La decisione di assolvere entrambi i coniugi ha sorpreso molti, soprattutto considerando che il pubblico ministero aveva richiesto una condanna a 9 anni di carcere per ciascuno di loro. La notizia dell'assoluzione ha provocato un'esplosione di gioia tra familiari e amici, che hanno festeggiato con entusiasmo l'esito del processo. Ma chi è Vincenzo Di Lauro? La sua condanna è stata nettamente più severa, con una pena di 20 anni e 4 mesi. Anche altri membri del suo gruppo, come Raffaele Rispoli e Raffaele De Natale, hanno ricevuto pene significative, dimostrando l'ampiezza delle operazioni illecite condotte dal clan. Questo processo rappresenta il culmine di un'investigazione avviata nel 2017, durata ben 4 anni, da parte della Procura Antimafia di Napoli, che ha messo in luce un'ampia rete di affari illeciti. Il 17 ottobre 2023, Tony e Tina furono arrestati insieme a 25 altre persone, inclusi membri del clan di Di Lauro. Le indagini hanno rivelato un intricato sistema di affari legati alla camorra, portando a un'operazione di grande rilievo e impatto. Successivamente, Tony Colombo, noto per la sua carriera musicale, è stato scarcerato e posto ai domiciliari, mentre Tina ha vissuto un destino simile, dopo aver trascorso un lungo periodo in detenzione. La vicenda di Tony e Tina è un chiaro esempio di come il mondo della musica possa intrecciarsi, a volte in modo inquietante, con le dinamiche del crimine organizzato. La decisione del GUP ha suscitato interrogativi e ha fatto emergere una realtà complessa, caratterizzata da personaggi noti e affari illeciti che si snodano tra la cultura popolare e la criminalità. In conclusione, l'assoluzione di Tony Colombo e Tina Rispoli rappresenta un'importante tappa nel loro percorso legale, ma anche un episodio che solleva molte domande sul sistema giudiziario e sulla lotta contro la camorra. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti su questa e altre notizie significative. Se questo video vi è piaciuto, non dimenticate di iscrivervi al canale e di lasciare un commento per esprimere le vostre opinioni su questa sentenza e sull'intero caso.